Si è svolta la cerimonia di presentazione della 15ª edizione del trofeo Impresa Edile Fagni Luca, la prova che sarà in programma il prossimo 12 di giugno con partenza d'arrivo a Mastromarco. Si è svolta presso la pizzeria Amici Miei, come ormai è tradizione per gli appassionati del ciclismo di Mastromarco, con l'organizzazione che sarà a cura della società sportiva Mastromarco, e che vedrà impegnata questa società non solo nell'organizzazione della gara del 12 agosto, la classica gara di Mastromarco, ma in un gran bel rientro, ovvero la Coppa Fiera di Lamporecchio, che nel mese di agosto, dopo un anno di pausa, tornerà a scaldare gli animi degli appassionati, e quindi non ci resta che andare ad ascoltare le interviste che abbiamo raccolto. Fabio e Luca Fagni dell'impresa edile Fagni Luca, sempre al fianco del gruppo di Mastromarco, sempre al fianco di questi grandi appassionati di ciclismo, anche perché, diciamolo, siete anche voi stessi degli appassionati. Fabio, quest'anno ancora più che mai, perché l'impegno raddoppia, da una gara si passa a due. Già successo in passato, però due gare di dilettanti, e una è un grande ritorno nel calendario come la Coppa Fiera di Lamporecchio. Noi come responsabilità è minima, la responsabilità è più degli organizzatori che ne devono organizzare due, già è una cosa impegnativa una, due ancora di più. Noi si cerca di dargli una mano nel lato sia sportivo che un po' economico, e poi il resto lo fanno loro, ecco, non è che noi non sa tanti impegni di più a farne uno o due. Sicuramente l'impegno che mettono tutti gli organizzatori, con Campigli e Mazzei in primis, è un impegno forte, però dettato da una forte passione, e il vostro impegno a fianco a loro è dettato prima di tutto da una grande amicizia, ma anche perché vedete che queste persone anno dopo anno continuano ad impegnarsi. Sì, certo, noi sta sempre avuto passione anche noi della bicicletta, perché siamo stati al nostro tempo da giovani più sportivi, e quindi noi si cerca di fare questa cosa anche perché per incentivare nel paese il ciclismo. Quindi poi il resto lo fanno gli organizzatori e noi gli si va dietro, però non è una cosa che viene da sé, via, è una cosa che viene dal nostro profondo, perché siamo sempre stati appassionati del ciclismo. Luca, com'è nata questa vostra passione per il ciclismo? Insomma, qui in questa terra il ciclismo è un po' nel sangue di tutti, però voi qualcosa di più, perché insomma ormai sono anni che vi impegnate a fianco di questa organizzazione. La nostra è nata, diciamo, già da piccoli. Io da giovanissimo ho quasi smesso subito, mio fratello ha smesso da dilettante, sicché siamo tutti ex corridori. Poi la passione rimane perché il gruppo, come ben si vede, è un gruppo ben affiatato, tirato chiaramente avanti dal Campigli e Mazzei, però diciamo che il contributo che si dà a noi è minimo per quello che fanno loro, insomma. Campigli ha ventilato l'idea che potrebbe esserci in un futuro un campionato italiano. Sarete al suo fianco anche in questa avventura? Io penso, se non cambia le cose, penso di sì, insomma. Emanuele Bruno della Fratelli Bruno Costruzioni al fianco degli sportivi di Mastromarco per l'allestimento quest'anno non di una ma di due gare. Insomma, la passione per il ciclismo è tanta, penso che anche da parte tua sia così, insomma, tanta passione per questo sport. Sì, ci teniamo sempre a dare il nostro contributo a questa manifestazione, perché è una bella manifestazione che rende lustre a questo paese, che ha dato tanto al ciclismo e che ottiene tanto dal ciclismo. Fa piacere organizzare, dare una mano a organizzare una cosa del genere, perché c'è il coinvolgimento di tanta gente all'arrivo, durante il traguardo, durante il percorso si riesce a vedere proprio che è una manifestazione molto sentita. E tutti gli anni, ripeto, nonostante il contesto economico stia cambiando, è bello vedere che tante imprese nuove si affacciano a dare una mano a questa competizione, e moltissime imprese che ci sono da diversi anni, tutti gli anni, non rinunciano a dare il proprio contributo perché tutto funzioni per bene. Alessio Torrigiani, sindaco di Lamporecchio, il comune anche a detta di Campigli ha svolto un ruolo fondamentale nel dare la spinta per far sì che due manifestazioni a carattere dilettantistico si svolgessero sul territorio del comune di Lamporecchio. Questo è un gruppo di organizzatori che è un vostro vanto sul territorio.
Sì, assolutamente sì, è un gruppo di ragazzi, mi permetto di chiamarli ragazzi, ma è così di fatto, che non smettono mai di stupirmi, perché ogni anno riescono sempre a trovare le forze e le risorse per organizzare manifestazioni e competizioni così importanti e complicate, insomma, anche da organizzare per l'evento in sé e per le risorse economiche che richiedono. Quindi un plauso, come ho sempre fatto negli anni scorsi, lo faccio anche quest'anno, rinnovo sempre la speranza che anche gli altri anni non manchino mai l'apporto di queste persone, anzi che se ne accodino possibilmente anche altre per dar manforte e supporto a queste persone, a questi ragazzi che sono fantastici. È bello vedere che la passione di questo gruppo nasce anche dalle gesta di un grande campione come Vincenzo Nibali, che voi avete adottato dal punto di vista del comune di Lamporecchio, e penso che tutta la cittadinanza lo stia seguendo al Giro d'Italia. Assolutamente sì, siamo con lui, i messaggi nei suoi confronti in questi giorni non sono assolutamente mancati, il nostro contributo, il nostro supporto non è mancato, quindi Vincenzo oramai è uno di noi. Tutte le volte che viene qua lo accogliamo sempre a braccia aperte e lui nei nostri confronti è comunque sempre molto disponibile e attento anche alle piccole richieste che ci permettiamo ogni tanto di avanzare nei suoi confronti, soprattutto nelle iniziative con i bambini, con la scuola, è sempre stato molto disponibile, quindi siamo tutti con Vincenzo in questo momento. Giacomo Bacci, presidente del comitato regionale toscano della Federciclismo, quando un gruppo sportivo allestisce due manifestazioni sicuramente per voi è motivo di orgoglio, due manifestazioni di questo livello prestigiose, una che torna in calendario dopo un anno di pausa, penso che sia ancora meglio. Questa è la forza dei nostri organizzatori, dei nostri dirigenti, e credo che la Toscana ne debba essere orgogliosa, e soprattutto noi dirigenti di essere orgogliosi di rappresentarli. Quindi io credo che recuperare una manifestazione, continuare su questa in un momento così particolare, e anche quest'anno sicuramente saremo una regione leader nell'organizzazione di manifestazioni di Elite Under 23, io credo che questo veramente sia il riconoscimento, il ringraziamento verso coloro che si danno da fare affinché poi noi possiamo goderci questi bellissimi spettacoli. Angelino Campiglia ha lanciato una sfida al suo gruppo e ai suoi collaboratori. Nei prossimi anni vorrebbe organizzare un campionato italiano. La Toscana penso che non possa che supportarlo in questo. Ma io credo di essere solo a star lì a vedere che veramente questo avvenga, cioè, e a dargli tutto il supporto possibile e immaginabile affinché questo avvenga, e credo se c'è questa volontà vuol dire che ancora una volta noi dobbiamo ben sperare anche per il futuro nell'organizzazione di altre manifestazioni. Angelino Campigli quest'anno non si lascia ma si raddoppia, si torna a riscoprire una gara classica a Lamporecchio, insomma per voi l'occasione di tenere ancora il comune di Lamporecchio al centro del movimento dilettantistico italiano. Questa è un po' la culla del ciclismo ed è bello vedere due manifestazioni organizzate a così pochi chilometri di distanza che richiamano il meglio del ciclismo nazionale. È chiaro, a noi ci fa piacere organizzare, c'è da lavorare, sì, non è poco, è un grosso impegno, però si fa per passione e ci fa anche piacere. L'unica speranza è sempre quella che vada tutto bene, come ho detto prima, che il tempo, quei giorni che c'è le gare, sia un tempo buono, perché sennò è pericoloso anche per i corridori, perché quando piove a calare il San Baronto giù non si sa mai, è molto pericoloso. E poi come organizzazione noi siamo pronti, perché siamo all'ultimo chilometro, diciamo. Ora per il 12 siamo prossimi, poi il 14 di luglio facciamo la presentazione di Lamporecchio che è martedì 2 agosto, il giorno della fiera. Ecco, riportare la Coppa Fiera di Lamporecchio nel calendario è sicuramente una cosa positiva, penso che anche l'amministrazione comunale vi sia stata vicino in questo obiettivo. No, altro che vicino, sono stati loro a puntare molto perché noi si organizzasse anche quella, ce la volevano già fare l'anno scorso, ma essendo un po' tardino non ci si faceva perché ci vuole anche tempo, e noi gli promettemmo che la facevamo quest'anno. Infatti quest'anno le abbiamo abbinate tutte e due insieme e ci si è fatta organizzarle. Ora devo dire che sono belle organizzate, c'è solo da svolgere quel giorno la gara e, come ti ripeto, vada tutto bene, e voglio fare un grazie a tutti gli sponsor, che se non ci fossero loro certamente non si farebbero queste cose qui.
perché 2 gare dilettantistiche costano a organizzarle bene, non è che tu puoi organizzare, tu organizzi un pochino a risparmio, perché le cose o si fanno per bene o non si fanno. Noi ci siamo messo tutto l'impegno, sono fatte per bene, speriamo che vada tutto bene. Già 195 iscritti nella gara del 12 non sono pochi, sono tantissimi. Ecco, voi nel corso della vostra storia avete organizzato prove di campionato regionale, mancherebbe una ciliegina sulla torta, mancherebbe la possibilità di organizzare un campionato italiano. Infatti, quello che ho detto prima, io farei la proposta magari invece di fare 2 gare, farne una soltanto un anno, ma organizzare il campione italiano. D'accordo col comune di Lamporecchio, vedere come insomma organizzarlo, magari partire da Maestro Marco, come ho detto prima, o viceversa, una partenza di qui e l'arrivo di là, ma certamente bisogna coinvolgere il comune e tutta l'amministrazione, perché il campione italiano è una bella gara, è un impegno. Se si pensa che il campione italiano è la meglio gara nazionale a livello dilettantistico, e sarebbe una bella soddisfazione per noi. Penso con le ditte che abbiamo, se continuano a darci una mano, di potercela fare a livello economico, penso che non ci sia problemi e sarebbe una bella soddisfazione anche per tutti noi qui di Maestro Marco e per il comune anche di Lamporecchio, perché non c'è mai stato organizzato un campione italiano mai. Carlo Mazzei è l'altra colonna che assieme ad Angiolino Campigli regge questa organizzazione qui a Mastro Marco. Lo dicevamo anche con gli ospiti in precedenza, qui il ciclismo è nel sangue, ma voi siete nati con una passione forte, perché davvero ormai anno dopo anno non dormite mai sugli allori, cercate ogni anno una sfida maggiore. Noi la bellezza di 15 anni è che andiamo sempre insieme e facciamo sempre le corse. Ora anche il sindaco di Lamporecchio non facendo la corsa lo disse a noi e noi si è fatta e volentieri ed è riuscita anche quella, meglio di così. Anche perché voi dopo l'esperienza di quando avete fatto la gara dilettanti, il campionato toscano juniores, fare una corsa sola vi sembrava poco, quindi 2 è meglio, no? No, era meglio una, ma come fa di no al sindaco, non c'è verso. Non si è fatta volentieri e loro hanno riuscito che non si è fatta volentieri. Oltre al comune sono tanti gli sponsor che vi sono a fianco e vanno tutti ringraziati. Tutti, fino dal più piccolo al più grande. Sono 125 pagine, tutti ringraziarli tutti. When everybody's still at my dawn of a new day, dawn of a new day.